Amiche, amici ascoltatori, eccoci qui di nuovo con Armando. Ciao Armando, ciao, come va? bene, Ormai ti do volentieri la mano perché per me è un motivo d'orgoglio di fare una trasmissione con te e raccontare le tue poesie. Grazie, ma anche per me, sai Bruno, è un piacere stare vicino a te a dialogare in questa trasmissione che porta allegria. Magari in casa, se sei lì che ascolti Radio Conegliano, o che vedi Veneto Globe, quindi è un piacere. Io spero sia un piacere anche per i nostri ascoltatori, certo, perché possono così recepire direttamente dalla voce del maestro certo, Armando Zanotto la preparazione della ricetta del giorno. Oggi abbiamo risi e suca, che sarebbe la zucca, per chi che la suca non la conosce. Esatto. Che non è questa la suca. No, anche c'è ben la nostra suca. Quella che viene veramente da terra, dal nostro territorio. Ecco, perché anche qua adesso siamo in una stagione che la suca è il massimo della bontà. E quindi perché non creare sempre questi piatti che mi dico alle nostre ascoltatrici semplici, che non occorre fare tanta fatica. E dopo è il bello di queste ricette, caro Bruno, è che te mangia con un gusto così semplice, piacevole, con un condimento molto limitato che non ti fa mai. È come diciamo quando che il dottore ti ordina non ti da mangiare questo, non ti da bere che altro. Queste ricette qua che ha pochi condimenti può entrare. Perciò non ha controindicazioni. No, controindicazioni. Nessuna controindicazione. Ecco, quindi cioè il riso lo può mangiare tutti. La suca è proprio un frutto della terra che dà piacere. Quindi che tipo di riso? Ecco, qua è riso che è un riso che è specifico per le minestre e che è un arborio, oppure può essere anche, non mai mettere un carnaroli che ovviamente ha pochi amidi, no? E quindi non poi manifesta non bene, no? Il carnaroli si fa per i risotti, anche l'arborio si fa i risotti, però l'arborio è meglio perché ha una cottura che poi si manifesta meglio nella minestra di questo tipo. E la suca, che tipo di suca? La suca è santa poi. Le sucche famose. Caro Bruno, ma perché sei diventato sante? Perché una volta i feste bei sucche, i vesta semenza e quindi era santa perché praticamente ti mangiava, era la qualità della zucca proprio la più buona, dolce. E dopo, sinceramente, probabilmente perché essendo che poco da mangiare, un bel riso e succa ti stimpenia e ti soddisfa. E dopo non quanto quello, se metteva sti tocchi di succa in forno, tagliai su ne tagli ovviamente dai suoi semenze dentro, e si cucinava in forno, quando era cotta si mangiava col cucciaro sta succa, come dolce erano i dolci di tanti anni fa che era. C'era inutile stare là a fare tante preparazioni, la succa che restea si metteva in forno, certo, e dopo la veniva bella rosolata, la sapeva il colore. La si asciugava, restava proprio questa succa morbida ugualmente, ma buona, proprio che ti mangiava un cucciaro, ti sentiva proprio che ti impastava bene la bocca, e quindi dopo che vuoi magari un giossetto di vino nuovo, oppure che vuoi un giossetto toccato di fregona che si sposa benissimo. Ma è inutile andare a trovare le ricette en France. No, non stiamo parlando di Veneto. È sempre succa. Allora, vi do questi ingredienti per 4 persone per questa minestra, e sono dai 200-250 grammi di riso per minestre, come ho detto, no? Un 300 grammi di succa, no? Succa baruca o santa, ecco, la baruca e la santa le uguali. E quindi questa la viene pulita da soccrosta, pulita dalle sementi, lavata per bene, e quindi questa qua la si prepara così: 1 litro di latte, 60 grammi di burro, 30 grammi di parmigiano e un profumo di canela grattata, poca. Ho visto il cameraman ridere per la succa baruca.
Ti ricorda che una volta lui non lo sa, ma è troppo giovane, non può sapere. Una volta ti diceva, ma vai a succa barucca. Sì. Ma non in Vicino senso dispregiativo, no, anzi. Perché la succa barucca con la succa santa leggera certo. delle pietanze che le te riempiva. Molto. Quindi sta ricetta è semplicissima, una volta che, come vi ho detto, cura tutta la succa dalla scorza, dalle semenze, questa cosa la taglia a piccoli quadrettini, tutti i pezzettini molto piccoli, e mette tutti questi quadretti di succa nella casseruola capace e che mette un mescolo di acqua, un mescolo di acqua e verse dentro il riso e intanto il bagnè ovviamente con latte fin quando che se la cottura è venuta, che sarà sui 15 minuti. La cottura è venuta, che mette, spegne il forneo, che mette il tocchetto di burro e la presetta del profumo di canea e il parmigiano, mescolare tutto per bene e la servì in tavola cucita su 4 fondine come che si abituale. Se proprio vuoi abbinare del pane casareccio tostato in forno e passare magari quando che fai in forno, quello tostato in forno, che metti una giossa di olio, un fiato di sale e anche un fiatino di pepe e con l'olio lo tostate in forno a 180 gradi a tostatura venuta, lo tiri fuori e lo abbini. Sto qua tagliare sempre a quadrettini come a succa, potete mangiarlo, far come i grissini, portarlo in toia e mangiarlo se direi che buon che sia, in qualsiasi pietanza così. Ma cari ascoltatori, sentite quale semplicità nel realizzare, a parte come la racconta Armando, che è veramente straordinario. Io ho visto dei cuochi raccontare le loro ricette, ma sono pesanti, non si capisce bene cosa vogliono dire. Invece Armando è come una poesia. Caro Bruno, io cerco di trovare proprio le cose piscette, dopo se posso parlare in dialetto, parlo pure in dialetto perché mi capisce meglio. Quindi, scusa, anche a me mi piace parlare il dialetto, però non lo so parlare tanto, so parlare un manco dell'italiano. Quindi anche trasmettere questa emozione veneta così dalla tavola, sto dialetto così che va scomparendo sti bei dialetti così che fa onore al nostro Veneto. E quando andavo in trasmissione su Rai 1 mi diceva sempre, guardi lo sto a parlare in dialetto, mi raccomando, e mi ascoltavo, ora partivo tutto in italiano e dopo un certo momento tiravo fuori il mio bel dialetto che gli ridava che era un piacere e capiva tutto ugualmente. E la trasmissione era seguita. Più seguita, più calda. È logico che i piatti tradizionali della nostra terra, se raccontati inserendo un po' la nostra lingua, che è il Veneto, che è una lingua, piacciono di più. Tutti. Allora io vi ricordo, ma tu nel tuo libro, guardiamo il tuo libro qua, hai inserito delle frasi venete. Ma sì, altro che delle poesie, anche dei aneddoti bellissimi in dialetto. E ho sempre spunto di ricetta in italiano e in dialetto, dita in italiano e in dialetto. Cari ascoltatori, guardate questo libro, lo trovate in tutte le librerie, andate, chiedetelo e portatevi a casa un patrimonio, perché come Armando Zanotto ce n'è pochi. E stiamo parlando di un cuoco, di un maestro che ha vissuto esperienze veramente eccezionali e oggi abbiamo l'onore di averlo in Veneto Globe qui con noi. Vi diamo appuntamento domani. Ciao Armando. Ciao mi raccomando, domani in forma anche. Buongiorno a tutti e buon pranzo. Ciao, arrivederci, buon pranzo.